Consiglieri regionali del PD all'attacco di Zaia, accusato di essere in ritardo con le vaccinazioni, di aver trascurato gli anziani, di non aver messo in campo un'organizzazione efficiente a partire dalle prenotazioni. Pochi punti vaccini, progetti annunciati durante il punto stampa e non realizzati. Ma c'è un tema strutturale che va al di là della pandemia. È vero o no che Luca Zaia sta depredando la sanità padovana, portandosi lo IOV a Castelfranco, aprendo a Treviso una mini facoltà di medicina? I suoi teorici alleati, Forza Italia e Fratelli d'Italia, lo sussurrano da tempo. E il PD, prima forza d'opposizione, che valutazione dà? È un fatto più che altro, no? Cioè siamo fuori dalle opinioni, voglio dire, è evidente che questo vale per l'ambito sanitario, ma anche per altri ambiti, dove la Lega governa, tenta e tende a rafforzare i propri presidi. La questione dello IOV è emblematica, ma ce ne sono anche altre. Io penso che in generale, però, al netto delle conseguenze sui singoli territori, è in generale la riforma di Azienda Zero voluta da Zaia che ha depredato tutte le ricchezze che c'erano su tutti i territori. L'esempio, per stare dalle nostre parti, direttore, è quello dell'Alta Padovana. L'Alta Padovana, con l'ospedale di Campo San Piero e di Cittadella, è sempre stato un territorio che a livello regionale, ma vorrei dire anche a livello nazionale, era riconosciuto come eccellenza per un livello altissimo, anche dal punto di vista qualitativo, dell'integrazione sociosanitaria. Ha privato il territorio dell'Alta Padovana di presidi importanti di medicina generale, sia dentro l'ospedale di Campo San Piero che dentro l'ospedale di Cittadella. Ora, questo è sotto gli occhi di tutti. Vanessa Camani lo conferma, Zaia sta depauperando quella sanità padovana che è il fulcro dell'intero sistema sanitario veneto. Accentrando con l'Azienda Zero avrebbe fatto danni e favorito i territori dove la Lega è più forte.